Telespettatori di Antenna 3, buona giornata, buona domenica e ben ritrovati con il quotidiano appuntamento con il telegiornale di Antenna 3, una domenica ricca di eventi, purtroppo anche di cronaca, quella di oggi, perché abbiamo un grosso incendio a Fontane di Villorba che ha fatto scattare tutte le procedure di emergenza questa mattina. Saluto intanto i primi ospiti, che sono il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia e con lui anche Angelo Faloppa, presidente della Confcommercio di San Donà di Jesolo. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno sindaco, grazie. Buongiorno, ma apriamo subito con la cronaca. Dicevamo, no, di questo grave incendio che è divampato questa mattina intorno alle 8:30 all'azienda Conventia di Fontane di Villorba, specializzata nella lavorazione di metalli con l'utilizzo di sostanze chimiche, e proprio questo ha fatto scattare l'allarme. Per tutti gli aggiornamenti abbiamo in collegamento telefonico il sindaco di Villorba, Marco Serena. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora che cosa è successo e com'è la situazione in questo momento dopo insomma una mattinata che ha suscitato non pochi timori anche da parte dei residenti? Beh, allora la situazione in questo momento è sotto controllo, nel senso che l'incendio è stato circoscritto, domato. Ora si stanno facendo tutti i controlli di natura chimica e le analisi le sta conducendo l'ARPAV. Siccome l'azienda appunto lavora sostanze chimiche, questa mattina sono scattati tutti i protocolli di sicurezza, e quindi al di là dell'intervento dei vigili del fuoco, dell'ARPAV, poi è intervenuta l'ATS per verificare le acque, i carabinieri, la protezione civile. È stato circoscritto un raggio di 300 metri in linea d'aria dalla sede dell'azienda, in cui sono state invitate proprio le persone, quelle poche persone residenti, perché per fortuna è in zona industriale, ad allontanarsi dalle abitazioni, e poi è stato diramato un avvertimento, insomma, di cercare di non uscire, di non stare all'aria aperta nelle aree limitrofe. Ecco, per quanto riguarda diciamo appunto le persone che risiedono nel comune, questa mattina appunto anche attraverso la protezione civile era stato diffuso il messaggio di restare in casa, di chiudersi in casa, di non aprire porte e finestre. Verrà in qualche maniera, sindaco, emanata un'ordinanza nelle prossime ore, penso per esempio all'utilizzo, alla raccolta di prodotti dell'orto o quant'altro, per un eventuale rischio di ricaduta di sostanze pericolose? Ci tengo a non creare allarmismo, quindi al momento non ho indicazioni di questo tipo. Appena l'ARPAV avrà ultimato gli accertamenti, le analisi e ci darà delle indicazioni, saremo in grado di dare delle prescrizioni più puntuali a tutti. Per il momento, ecco, magari cerchiamo di non stare all'aperta, e per chi ha magari il piccolo orto familiare e vive nei pressi dell'industriale di Villorba, ecco, magari non raccogliere i prodotti freschi proprio oggi e cercare di non metterli a tavola, per prudenza. Ecco, lei aveva anche raccomandato questa mattina, con un messaggio che appunto poi è stato divulgato anche sui social, di non recarsi in zona, perché purtroppo magari molti per curiosità vanno anche nei pressi di queste dei luoghi, insomma, dove si verificano questi tipi di incidenti, magari per verificare. Ci sono stati dei curiosi, sappiamo che i carabinieri hanno cinturato l'area proprio per evitare l'avvicinamento di persone. Sì, questa mattina abbiamo appunto, come dicevo prima, cinturato l'area insieme alla protezione civile, la polizia locale e con l'ausilio dei carabinieri di zona. È chiaro che qualche curioso si è presentato e si è allontanato, ma soprattutto, essendo una zona industriale dove ci sono tante aziende, tante sedi di aziende, anche molti titolari di altre aziende che appunto si trovano nell'area si sono presentati per chiedere se ci fossero dei rischi per le loro sedi. Ma comunque è stato tutto molto ordinato, tutto molto civile. Ecco, fortunatamente peraltro della sfortuna insomma di quanto accaduto, oggi è domenica, per cui immagino che la stragrande maggioranza delle aziende che si trovano in zona siano chiuse, quindi senza addetti e personale all'interno. Ecco, diciamo sì che questa è stata la fortuna nella disgrazia per il titolare di questa azienda.
che insomma comunque dei danni anche ingenti li ha subiti e adesso insomma dovrà affrontarli. Sicuramente. È possibile già ipotizzare la causa, diciamo, di questo incendio, Sindaco, se lei ha avuto modo di parlare con i responsabili o con i vigili del fuoco? Guardi, con tutta la prudenza del caso pare sia stato un cortocircuito. Ecco, quindi insomma poi ovviamente... Più di questo non posso dire. Certo, certo. Sindaco, io la ringrazio, grazie mille per essere intervenuto in diretta, per aver anche rassicurato insomma i cittadini su quanto successo a Villa Orba. Poi naturalmente continueremo a fornire gli aggiornamenti su questo incendio di notevoli proporzioni che si è appunto verificato questa mattina, dicevamo, alla Conventia di via Fratelli Rosselli a Fontane di Villa Orba. Grazie quindi a Marco Serena. Torniamo ora. Grazie, buona giornata, buon lavoro Sindaco. Torniamo ora a Jesolo. Abbiamo in collegamento appunto il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia e Angelo Faloppa, presidente della Confcommercio San Donà Jesolo. Buongiorno, buongiorno, grazie per essere intervenuti con noi. Allora, domenica mattina, Sindaco, non posso non farle come prima domanda questa, l'ultimo fine settimana ancora in zona gialla, da domani il Veneto entrerà in zona bianca. Intanto com'è andato questo sabato sera, alla luce insomma di quanto era accaduto la settimana scorsa, con episodi che l'abbiamo raccontato insomma nel corso dei nostri telegiornali, hanno suscitato parecchie polemiche e conseguenze delle quali poi parleremo tra pochissimo. Com'è andata intanto? Sì, buongiorno a tutti. Diciamo di positivo, partiamo dalle cose positive. È che abbiamo visto una Jesolo quasi piena di turisti, tantissimi stranieri, ma questo era in qualche modo lo aspettavamo, perché è la festa, l'ascensione è la festa dei tedeschi, degli austriaci eccetera, quindi abbiamo visto tanti turisti e questo fa ben sperare per il proseguo della stagione. Per quanto riguarda gli episodi della sera, è stato un sabato sera diciamo un po' migliore degli ultimi 2 weekend. Comunque gli episodi diciamo di persone ubriache ce ne sono stati diversi, anche 2 incidenti, ma per fortuna non gravissimi, uno un po' grave ma non gravissimi, ma uno è successo addirittura la sera, quindi prima del buio, e uno questa notte. Ma diciamo che sul fronte delle persone che si ubriacano è un problema, credo ormai purtroppo è una moda, che non c'è solo a Jesolo, ma abbiamo visto sui telegiornali quest'inverno anche nelle grandi città, Milano, Venezia, Mestre, Roma, dappertutto, in cui stiamo predisponendo, con la collaborazione che credo che mi vedrò nei prossimi giorni con il signor prefetto e il signor questore, un'ordinanza per vietare l'alcol da una certa ora, però credo che non sarà comunque facile, perché il territorio del nostro comune è molto lungo, vasto, non è solo la zona di Piazza Mazzini dove la gente si ubriaca, ma un po' dappertutto. E notizie, parlavo anche stamattina con il maresciallo dei Carabinieri, il nostro maresciallo dei Carabinieri, questi ragazzi arrivano, tra l'altro tantissimi giovanissimi, anche minorenni, ragazzi e ragazze, ma in prevalenza sono uomini, ragazzi, arrivano già direttamente con l'acquisto nei supermercati o non so dove, con i bauli, con delle casse, dei cartoni di birre o anche cose un po' più alcoliche tipo rum eccetera, e quindi ormai è diventata purtroppo una moda di trovarsi, ubriacarsi, poi quando sono ubriachi probabilmente non riescono a trattenersi e qualsiasi, ma anche per cose banali trovano la scusa per azzuffarsi, fare pugni, e per fortuna per ora, e me lo auguro per sempre, non sono successi fatti gravi, quindi persone ferite o peggio. Però diciamo che non è una bella cosa. Non è una bella cosa, prima di tutto perché può succedere l'incidente grave, e poi perché non è una bella vista, un bel vedere per i nostri turisti che vengono qua tranquilli per fare le vacanze, prendere il sole, aria, mare eccetera, e trovarsi di notte, soprattutto perché questi episodi succedono anche
da mezzanotte in poi, ma soprattutto 2-3, anche se c'era il coprifuoco, comunque la gente continua ad andare in giro, e da domani che non ci sarà più il coprifuoco penso che questa cosa potrebbe anche peggiorare. Io spero di no, però se adesso che con il coprifuoco alle 11 sono successi questi episodi, spero che non succedano ancora di più alle 2, 3, 4, 5 di notte da domani in poi. Quindi dobbiamo tutti assieme organizzarci, tutti insieme intendo dire la nostra polizia locale, quindi assieme ai carabinieri, che anche ieri sera li ho visti molto presenti, soprattutto nella zona calda con diverse pattuglie, e quindi li ringrazio, con la Polizia di Stato, e quindi cercare di fare squadra assieme per cercare di limitare il più possibile questi brutti episodi, perché è un brutto vedere ragazzini e anche qualche ragazzina, come dicevo prima, che per niente si spingono, trattonano, rovesciano i tavolini, le sedie, cioè, non è bello, non è bello. Questo sicuramente. Proprio per questa ragione lei parla di un lavoro insomma da fare insieme, e proprio per questo lei nei giorni scorsi ha convocato anche tutte le categorie economiche per cercare di fare fronte comune. Faloppa, per quanto riguarda appunto gli pubblici esercizi, ma anche i negozi, come state cercando di collaborare per diciamo, come dire, riuscire a collaborare con l'amministrazione, con la polizia locale, proprio per arginare questo fenomeno? Sono anni che noi collaboriamo con le forze dell'ordine, che facciamo anche degli incontri periodici. C'è tutta la massima disponibilità, cerchiamo di sensibilizzare anche i nostri commercianti, i pubblici esercizi, però io non darei la colpa. L'alcol è una delle colpe. Secondo me dei motivi per cui questi ragazzi veramente si comportano e hanno degli atteggiamenti veramente sconsiderati. Tante volte, e lo abbiamo visto anche, lo leggiamo nei giornali quotidianamente, Mestre, Marghera, Venezia, non sono solo ubriachi, hanno voglia veramente di distruggere, di recare danno, quasi che fosse la moda, la cosa più simpatica di trovarci tra amici e andare a creare queste situazioni negative. Quindi è un malcostume che si sta diffondendo anno dopo anno. Non è colpa della pandemia, come qualcuno cerca di dire, perché ne avevamo episodi di questo tipo anche nel 2019. La cosa che noi lascia perplessi certe volte è che ci sia qualcuno che dice se ci sono queste situazioni chiudiamo i pubblici esercizi alle 10 di sera. È come dire che se avviene un furto in una banca chiudiamo la banca, perché così siamo sicuri che non ci sono più furti. Questa è voler nascondersi, non vedere il problema e affrontarlo in maniera, secondo me, molto superficiale. Ci sono pubblici esercizi che possono sbagliare, ma ci sono anche delle leggi ben precise e ferree. Chi sbaglia paga, perché purtroppo anche tra i nostri soci non tutti sono perfetti, c'è anche qualche mela marcia. La mela marcia danneggia anche gli altri e crea anche concorrenza sleale, quindi le forze dell'ordine dovrebbero fare la loro parte. Certo che non avere rinforzi a questo periodo, in questo periodo dell'anno, non avere ancora dei rinforzi è veramente una cosa, secondo me, non normale. Consideriamo che Jesolo è una città da 27.000 abitanti, ma il sabato e la domenica abbiamo 400-500.000 persone. Insomma, un minimo di attenzione in più anche a queste località che, come detto anche dal nostro Presidente Draghi, il turismo è una delle attività fondamentali su cui lo Stato deve ripartire dopo la crisi. All'interno del turismo c'è tutto il comparto, dagli alberghi, quindi dal ricettivo, ai pubblici esercizi. Dobbiamo, secondo me, essere più attenti un po' a tutte queste situazioni.
Ecco, sicuramente lei ha toccato, credo, quello che sia un nervo scoperto, quello dei rinforzi che dovrebbero aiutare durante l'estate, appunto, le forze dell'ordine già presenti sul territorio. Sindaco, da anni state chiedendo rinforzi più consistenti, da anni state chiedendo anche presidi fissi in alcune di quelle che sono le zone più calde, diciamo, della Movida. Mi riferisco per esempio a Piazza Mazzini, no? Finora che risposte avete avuto? Nei giorni scorsi lei ha scritto anche una lettera al prefetto di Venezia. Sì, la lettera del prefetto la mandiamo appena avremo in qualche modo fatto l'ordinanza, che prima ovviamente chiediamo la condivisione al signor prefetto, e quindi a giorni dovremo trovarci per definire questa cosa. Ma per quanto riguarda i rinforzi, direi che l'anno scorso siamo stati quasi accontentati, perché sono arrivati diversi aggregati e rinforzi sia da parte della Polizia di Stato che per quanto riguarda i Carabinieri. Per quanto riguarda i Carabinieri, come dicevo prima, stamattina mi sono parlato con il nostro maresciallo, comandante della nostra stazione, il quale mi ha confermato che tra quelli che arriveranno a giorni e quelli di primi di luglio avranno almeno una ventina di persone in più, che è un bel numero, che si aggiunge a quelli che ci sono già. Con il signor Questore e il signor Prefetto ci vedremo a giorni, spero, quindi sicuramente spero ci sarà un'aggiunta di addetti anche per quanto riguarda la Polizia di Stato, e quindi se ci organizziamo. Una cosa però mi piacerebbe, perché mi diceva anche stamattina appunto il maresciallo dei Carabinieri che tanti di questi giovani che si ubriacano, fanno un po' di confusione, sono minorenni. Adesso io credo che non ci sia una norma, una legge, però mi piacerebbe che questi ragazzi, ragazzini soprattutto, ma qualche ragazzina, quando vengono trovati a disturbare in questo modo, venissero portati, non arrestati, venissero portati nelle varie caserme e poi chiamare i genitori che vengono a prenderli, a prelevarli, perché secondo me più di qualche genitore non sa che questi loro figli vanno in giro a fare queste cose. Mi sembra impossibile che le famiglie soprattutto non riescano in qualche modo non dico a insegnare, perché non sono io che devo insegnare a un genitore, pur essendo un genitore, come si devono comportare i figli degli altri, però io credo che più di qualche famiglia non sappia i comportamenti dei loro figli, perché sono troppi, siamo stati tutti giovani, tutti abbiamo qualche volta forse esagerato, però mi sembra veramente una cosa fuori posto. Ecco, Sindaco, sono ragazzini, più volte lei l'ha detto, insomma si rivolge naturalmente ai suoi cittadini, ma è chiaro che questi ragazzi non è che arrivano soltanto da Jesolo, no? Molti, anzi presumo la maggior parte, arrivano da fuori, anche da altre province. No, sono direi tutti da fuori, perché i nostri giovani stanno lavorando quasi tutti, quindi anche chi ha studiato ha già iniziato a lavorare in questi giorni. Sono in gran parte italiani provenienti, più di qualche caso è successo da persone ragazzi e ragazze dell'Alto Adige, ieri sera anche qualcuno di straniero, austriaco eccetera, che magari beve qualche birra in più, ma secondo me è qualcosa cioè non è giustificabile per la situazione di un anno e mezzo di Covid siamo stati chiusi, perché tutti siamo stati chiusi e anche tanti altri ragazzi che si comportano bene sono stati chiusi, quindi non vorrei chiamarlo una moda, perché è una brutta, è una parola che secondo me non va bene, però secondo me è la società che chiaramente non bisogna programmare qualcosa di livelli un po' più alti, che tra sensibilizzare le famiglie, ma probabilmente le parrocchie non sono più come una volta che i ragazzi frequentavano le parrocchie eccetera, qualcosa bisognerebbe fare, perché non so, io non ho ovviamente la ricetta e non è neanche il mio mestiere, bisognerebbe
capire perché e poi intervenire nella società ovviamente per cosa poter fare per limitare o addirittura annullare questi tipi di comportamenti che non hanno nessun senso logico. Perché non è che abbiano un sfondo razziale è proprio così, senza nessun motivo. Quindi è un fattore educativo anche soprattutto, no? Quello su cui lei pone l'accento, Sindaco. Quindi è importante il coinvolgimento soprattutto delle famiglie, della scuola, visto che si tratta appunto di ragazzini davvero molto giovani, molti dei quali minorenni. Un'ultima domanda a Faloppa, molto rapida. Faloppa, allora da domani il Veneto torna bianco, quindi i pubblici esercizi si stanno ovviamente come dire, organizzando per le nuove disposizioni, la principale appunto quella del venir meno del coprifuoco, che consentirà quindi di prolungare le aperture, ed anche la questione famosa, no, che finalmente si è chiarita, dei posti a tavola dei commensali che possono essere seduti all'interno dei locali, massimo 6, mentre senza limiti fuori. Sì, questo è vero. 6 all'interno e nessun limite all'esterno, tranne che per i gruppi nuclei familiari che possono essere anche più numerosi. Questo comincia a dare un po' più di respiro, perché località come le nostre, località turistiche, vivono a mezzanotte e a luna, e quindi prima erano veramente creavano delle grosse difficoltà e probabilmente sviavano anche tanta gente che ha il piacere di essere in massima libertà di andare in altre località d'Europa dove queste restrizioni non c'erano. Una restrizione molto importante sta rimanendo ancora sulle discoteche, e queste ci sono date disponibili a rispettare dei parametri molto stretti, e secondo me dovremmo pensare di aprirle anche il prima possibile, anche perché quelli sono dei serbatoi oltre che delle economie importanti per la nostra regione, ma anche l'intrattenimento di tutti questi ragazzi che prima si rivolgevano alle discoteche, adesso probabilmente sono tutti quanti in piazza. E ha ragione il Sindaco, a mio avviso. Alcune famiglie non lo sanno di come si comportano i figli, sono convinti di avere tutti dei santerellini, dei santi, e fermarli, probabilmente, visto che la polizia locale non li può neanche fermare perché è sequestro di persona, invece secondo me poterli fermare, chiamare le famiglie che se li vengano a prendere e siano responsabili dei danni che i figli hanno creato e farli pagare anche i danni che questi hanno creato, secondo me comincerebbe a essere un deterrente molto importante, e probabilmente farebbe capire anche alle famiglie come si comportano i loro figli quando sono in gruppo, principalmente. Certo, questo sicuramente è molto importante. Allora io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie al Sindaco di Jesolo Valerio Zoggia e a Angelo Faloppa, Presidente della Confcommercio di San Donà Jesolo. Buona giornata e buon lavoro. Noi ora dovremo avere un saluto, grazie. Dovremmo avere già in collegamento il prossimo ospite per parlare di vaccinazioni, ma non solo, il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Buongiorno, grazie per essere con noi. Prima di affrontare la questione delle vaccinazioni, che sappiamo oggi è proseguita con il camper dell'azienda sanitaria in altre piazze della provincia, volevo farle una domanda per quanto riguarda l'incendio la notizia dell'incendio con cui abbiamo aperto questa edizione del nostro telegiornale, questo violento incendio, lo ricordo per chi dovesse essersi collegato in questo momento, che si è sviluppato nell'azienda Convenzia di Fontane di Villorba. Si era temuta una nube tossica, c'è stato insomma l'annuncio da parte della Protezione Civile a tutti coloro che vivono nei paraggi di rimanere chiusi in casa, di evitare di uscire, di chiudere porte e finestre. Quindi l'azienda sanitaria, direttore, è stata coinvolta nella gestione di questa emergenza?
Sì, certamente ringrazio anche i colleghi del SUEM per il tempestivo intervento. Loro sono in raccordo stretto con i Vigili del Fuoco, che ringrazio sempre perché sono dei nostri, o viceversa noi dei loro collaboratori in tutte queste vicende che possono ovviamente creare problemi alla salute pubblica, e anche poi lo SPISAL che dovrà ovviamente verificare insieme ai Vigili del Fuoco la dinamica dell'incendio, come mai sia successo e quali siano appunto cosa ha provocato l'incendio, insieme all'ARPAV che ovviamente fa i rilievi dei fumi. L'incendio è stato già credo da un'oretta, ormai è stato chiuso, e c'è poi una delimitazione di circa 300 metri intorno alla fabbrica, dove appunto viene chiesto alle persone di rimanere in casa e di evitare di uscire. Noi avevamo chiesto appunto per il discorso dell'ex Maber del nostro centro vaccinale, ma per questo non ci sono problemi, per cui noi continuiamo le vaccinazioni tranquillamente, perché l'area è abbastanza distante e non è interessata ovviamente dai fumi. Ecco, questo sicuramente è un annuncio molto importante, perché magari il diffondersi di questa notizia su Villorba, che lo sappiamo insomma ha il lab vaccinale più importante della provincia di Treviso, l'ex Maber, aveva determinato magari qualche timore in tutti coloro che dovevano recarsi nella mattinata, e poi si recheranno ancora nel resto della giornata al punto vaccinale. Certo, assolutamente. Ne possono andare, teniamo anche conto che uno arriva alla mascherina, poi entra all'interno del centro ed è quindi protetto in ambiente chiuso, e poi riesce, quindi il massimo sono una quindicina di minuti, ma comunque in ogni caso l'area non è interessata, il perimetro non è interessato dai fumi, quindi assolutamente il centro continua e le persone possono andare in massima tranquillità. Ecco, questo sicuramente è importante da sottolineare. Per quanto riguarda il camper invece, direttore, abbiamo visto questo fine settimana è il fine settimana dedicato alla vaccinazione, per così dire, itinerante degli over 60. Il camper ieri ha registrato una buona adesione, no, da parte dei cittadini che hanno accolto questa iniziativa. E da oggi come sta andando? E oggi sta andando ancora molto bene, eravamo un po' preoccupati per il tempo, chiaramente, per la pioggia battente che sembrava un po' che continuasse anche in giornata. Invece per fortuna c'è una variazione delle temperature, ma soprattutto dell'atmosferica, per cui i camper stanno andando bene. Abbiamo veramente un afflusso importantissimo nelle altre 2-3 sedi interessate, quindi stamattina con Oderzo, molta gente in piazza. Io continuo a ringraziare sempre i sindaci e la protezione civile, perché ci danno questa grandissima possibilità di poter ovviamente intercettare più persone possibili e vaccinarle. Poi continueremo ovviamente con Conegliano e Vittorio Veneto, e poi chiuderemo oggi. Se l'esperienza, come pare, risulta così positiva, andremo a farne altre, perché ritengo che noi abbiamo l'obbligo assolutamente di metterci a disposizione in modo tale da poter vaccinare più persone possibili e quindi immunizzare la popolazione. Ecco, lo ricordiamo quindi stamattina a Oderzo, poi nel pomeriggio dalle 17 alle 20 in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto, prima dalle 13:30 alle 16 a Conegliano in Piazza San Martino, se non ero giusto, direttore? Esatto. Ecco, quindi chiunque fosse interessato alla vaccinazione, non serve la prenotazione, no? Quindi basta presentarsi lì con la tessera sanitaria e si verrà vaccinati, peraltro con il vaccino monodose, no? Il Johnson & Johnson, quindi con la possibilità, diciamo, con un'unica iniezione di essere a posto sostanzialmente, di ricevere quindi il certificato vaccinale che tra 2 settimane poi garantirà, diciamo, il via libera anche a tutte quelle manifestazioni piuttosto che iniziative che richiedono il Green Pass, giusto? Sì, certo, noi, ecco, il camper era stato fatto ed è fatto per gli over 60. È chiaro che nel momento in cui le persone più giovani dimostrino, perché vanno nel giro e quindi ci portino ovviamente la certificazione,
vanno perché devono andare nel giro di 15-20 giorni in Erasmus, oppure devono andare, come è successo con diversi ragazzi ieri, che vanno a fare i camerieri giustamente d'estate in Germania o in altri paesi o in altre regioni. Chiaramente noi li abbiamo agevolati sotto ovviamente anche la loro responsabilità e l'accettazione, facendo Janssen, cioè Johnson & Johnson, proprio perché non avevano il tempo di fare la doppia dose, quindi la possibilità di fare Pfizer e aspettare 35 giorni perché avevano già dei contratti in mano. Questo è stato un modo come un altro per agevolare ovviamente i lavoratori, per agevolare persone che altrimenti non erano accettate all'estero per lavorare in altre regioni, oppure facevano la vaccinazione e non avrebbero avuto altri momenti per potersi vaccinare. Ecco, per quanto riguarda la vaccinazione degli operatori del turismo e dei giovani dei centri estivi, che appunto, come annunciato l'altro giorno dal governatore del Veneto Zaia, ha appunto determinato l'apertura, diciamo, di delle corsie privilegiate, preferenziali sostanzialmente per queste persone, per i giovani dei centri estivi, in provincia di Treviso si sta procedendo? Stiamo procedendo molto bene, abbiamo riservato 4.600 posti per i centri estivi, altrettanti per ovviamente coloro che lavorano, che fanno il turismo. All'oggi abbiamo avuto circa 400 iscrizioni solo per il turismo, però d'altronde la Regione Veneto giustamente ha voluto potenziare quei siti, quelle realtà tipo Jesolo, tipo Venezia, tipo il lago di Garda, tipo Asiago, la montagna, Cortina, eccetera, dove ovviamente c'è un maggior afflusso di turisti e quindi un maggior numero di persone che lavorano nel turismo. E noi siamo, come dire, una provincia che ha certamente delle bellezze, ma che comunque ha un numero inferiore nettamente di operatori del turismo. Chiaro, quindi ci si è concentrati di più laddove sta arrivando il turismo di massa, insomma, in queste ore. Direttore Benazzi, un'altra domanda per quanto riguarda una notizia che ha destato un po' di preoccupazione, insomma, nella provincia di Treviso, che è quella di questo focolaio di variante indiana che si è sviluppato ad Ormelle. Il numero di casi, insomma, è salito rapidamente. Ora a quanti siamo e come si sta procedendo? Beh, intanto voglio rassicurare, come giustamente ha fatto più volte il sindaco, che ringrazio, la popolazione. Il focolaio, che era partito con 30 persone, che poi è arrivato a 60, perché ovviamente ha coinvolto i familiari di queste famiglie, di questo gruppo ovviamente che lavora insieme, eccetera eccetera. Oggi è circoscritto, non ci sono problemi. Quello che è importante sono due cose sono importanti. La prima è che ovviamente queste persone non hanno sintomi importanti tali da essere ricoverati in ospedale. Questo è significativo, vuol dire che il virus, ovviamente anche la variante indiana, tanto come dire temuta, non fa poi quei macelli che qualcuno ha voluto farci intendere che potevano succedere. E in secondo luogo, ecco, è questo, che queste persone non erano vaccinate. Questa è la cosa importante, quindi quando ci si vaccina i problemi non ci sono, oppure anche se dovesse comparire questa variante indiana, darebbe sicuramente di sintomi molto irrisori, molto bassi, e quindi ci darebbe la garanzia di essere protetti noi e anche gli altri. Ecco, direttore, ma queste 60 persone sono quindi tutte positive o sono compresi anche coloro che sono in isolamento, in quanto, diciamo, coloro che sono i familiari che sono in isolamento? Ecco, tutti non vaccinati, quindi anche questo, diciamo, è significativo. È una comunità chiaramente indiana e che non so perché non si è vaccinata, ma che comunque credo che anche questo sia un segnale importante per dire alle persone, comprese le persone straniere che vivono da noi, perché lavorano da noi, che la vaccinazione è fondamentale per evitare appunto queste problematiche. Ecco, si è riusciti a capire da dove sia scaturito questo focolaio, insomma, così importante? È partito ovviamente da un lavoratore, però chiaramente non sappiamo se questo per N motivi è venuto a contatto, lui assolutamente dice di no, quindi è partito da questo lavoratore che ovviamente ha contratto il virus. Evidentemente c'è stata
una predisposizione da parte sua ovviamente a ricevere il virus, e quindi di conseguenza questo ha comportato poi la trasmissione veloce e rapida all'interno di una comunità chiusa come è la loro. Certo, un flash ultimo, direttore, quando si partirà con le vaccinazioni in orario serale e notturno? Sappiamo che lei ci tiene particolarmente, no? Anche a questo, proprio per dare un'accelerata, soprattutto per i giovani, no? Per le persone di più giovane età, che quindi magari anche hanno la disponibilità di recarsi maggiormente in orari serali o notturni a effettuare la vaccinazione. Certo, noi attendiamo con questa settimana per vedere se come dire, il numero di vaccini che ci è stato detto che arrivavano dal commissario arriveranno nel nostro Veneto, per cui nel momento in cui avremo un numero adeguato di vaccini partiremo con 2 serate in 2 località, in 2 aree, una a Ponte di Piave e una ovviamente all'ex Maber, perché ritengo che Villorba abbia queste grandi potenzialità. Per cui se arrivano i vaccini, credo che nel giro di 10 giorni, 15 giorni partiremo poi ovviamente con gli orari notturni per catturare soprattutto i giovani. Direttore, grazie, la ringrazio molto, buona giornata e buon lavoro anche a lei. Un saluto. Ricordiamo allora per tutti i telespettatori il camper dell'ULSS 2 per la vaccinazione con il vaccino Janssen, che è il monodose Johnson & Johnson, è ancora disponibile oggi pomeriggio dalle 13:30 alle 16 a Conegliano in piazza San Martino e poi dalle 17 alle 20 in piazza del Popolo a Vittorio Veneto. Non è necessaria la prenotazione, basta recarsi in loco con il tesserino sanitario e si verrà sottoposti appunto alla vaccinazione. C'è inoltre questa importante comunicazione, l'avete appena sentito dal direttore dell'ULSS: tutti coloro che devono recarsi nella giornata di oggi a fare la vaccinazione nell'hub di Villorba all'ex Maber possono andare tranquillamente, in quanto non ci sono dei legami con il violento incendio che è scoppiato questa mattina a Fontane di Villorba in area industriale. L'ex Maber è a sufficiente distanza e quindi non rientra all'interno di quell'area che è stata cinturata dai carabinieri per ragioni precauzionali. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, a tra poco, restate con noi. Eccoci allora, ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Ci colleghiamo al telefono con il nostro Christian Arboit per gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la notizia dell'incendio alla Conventia di Fontane di Villorba, notizia con la quale appunto abbiamo aperto il nostro telegiornale. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno a te e ai telespettatori di Antenna 3. Quali sono allora gli ultimi aggiornamenti? Ecco. La situazione è tutto sommato tranquilla, l'incendio è stato circoscritto e spento dai pompieri che sono intervenuti in massa, ma a preoccupare ovviamente, come hai già detto, è questa nube che questa mattina inizialmente era ben visibile, poi si è dispersa. Sul posto, oltre a 8 mezzi dei vigili del fuoco, ai carabinieri, ai volontari di protezione civile, ci sono adesso i tecnici dell'ARPAV che sono coordinati dalla dottoressa Elena Dell'Andrea, che stanno eseguendo tutti i rilievi del caso. C'è stato un briefing tra la dottoressa e i tecnici di ARPAV con i vertici dell'azienda, i responsabili per la sicurezza, forse lo vedete anche nelle immagini. Sono state passate in rassegna tutte le sostanze chimiche presenti all'interno di questa azienda, che occupa 60 dipendenti, ha decenni di attività, mai un incidente del genere si è registrato. Fatto sta che questa mattina qualcosa è successo.
Adesso va detto che le forze dell'ordine stanno escludendo la pista dolosa, probabilmente un cortocircuito nelle vicinanze di una stampante, così almeno ci ha fatto intendere l'amministratore delegato Claudio De Val. Quindi probabilmente l'innesco è stato un caso fortuito in un settore dell'azienda che veniva poi utilizzato anche con finalità, diciamo così, amministrative. Di certo poi l'incendio ha coinvolto tutto il compartimento e ha interessato delle sostanze. Quali è presto per dirlo. Diciamo che di certo parliamo di materiale plastico, lo si sente anche semplicemente dall'odore, si parla di ammoniaca, però appunto ci sono anche altre sostanze. È un'azienda di galvanica, quindi è chiaro che all'interno si utilizza la chimica e si lavora con la chimica e con diversi elementi. Come hai sicuramente già ricordato con il sindaco, la zona è stata isolata, è tuttora transennata e presidiata dalla polizia locale, dai carabinieri e dagli uomini della protezione civile di Villorba. Il consiglio resta quello di rimanere in casa, almeno nell'area di 300 metri e diciamo l'obbligo è fino ai 300 metri, poi è consigliato fino al chilometro. L'aspetto positivo è che è una zona tutto sommato disabitata, perché è nel cuore dell'area industriale, area industriale oggi praticamente deserta, visto che è domenica. Diciamo che lo stesso responsabile per la sicurezza ci ha anche detto: se fosse successo di lunedì, di martedì o comunque in un giorno feriale non ci sarebbero stati particolari problemi, perché con ogni probabilità l'innesco sarebbe stato subito circoscritto. Fatto sta che l'allarme è scattato il protocollo, i protocolli previsti dalla direttiva Seveso, che è la direttiva nata sull'onda del disastro chimico di Seveso del luglio, se non ricordo male, 1976, quindi una procedura ben cadenzata che appunto contempla tutta una serie di adempimenti di pubblica sicurezza. Ti do un particolare: si stanno analizzando anche le acque, perché non è da escludere un piccolo sversamento di acqua. Quella che però vedete nelle immagini è la schiuma utilizzata dai vigili del fuoco. Questo va detto per evitare facile allarmismo. Una situazione quindi in evoluzione, circoscritto quindi l'incendio, gli uomini sono sul posto per capire che non ci siano altri mini incendi o comunque piccoli focolai. Circoscritto, restano appunto le analisi dell'ARPAV, ma i dati, i primi risultati saranno resi noti con ogni probabilità nel pomeriggio dalla stessa dottoressa Dell'Andrea. Cristian, grazie. Allora, grazie per questi aggiornamenti. Naturalmente torneremo poi nel corso delle edizioni serali dei nostri telegiornali a appunto fornirvi tutte le indicazioni e le interviste appunto relative a questo fatto di cronaca. Grazie a Cristian Arboit, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Allora, noi ora cambiamo argomento, parliamo di turismo e saluto quindi i miei ospiti, i prossimi ospiti. Benvenuto a Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto. Buona giornata Michielli, grazie per essere con noi, e un saluto a Paolo Bertolini, presidente del Consorzio Promozione Turistica Cavallino Tre Porti. Buongiorno Bertolini, grazie anche a lei per essere
con noi. Allora, si conclude oggi il lungo ponte che ha compreso il 2 giugno ed il Corpus Domini, che di fatto, diciamo, ha dato il via a quella che speriamo, insomma, sia una stagione estiva veramente all'insegna della ripartenza per il nostro paese, per la nostra regione in particolare, che domani entrerà in zona bianca. Michielli, i dati che abbiamo lasciano ben sperare per il prossimo futuro? Dunque, perso il mese di maggio, questo è acquisito purtroppo, quindi la Pentecoste, che è un periodo molto importante per le nostre spiagge. Il mese di giugno monco, perché con una serie di indicazioni che sono state date un mese fa, riaprite a fine luglio, questo e quello, si è generato un po' di confusione nel mercato straniero ma anche in quello italiano. Ci lasciamo alle spalle un ponte, a mio modo di vedere, più che soddisfacente, perché abbiamo raggiunto percentuali di occupazione del 70%, quindi va bene, diciamo, in ottica è ancora un anno Covid, va bene. Adesso purtroppo abbiamo un precipitare delle presenze, auspicabilmente fino al 20, ma ho il timore che arriveremo anche verso fine giugno così. Poi sono molto confidente invece in luglio, agosto e settembre, in quanto non abbiamo dati di prenotazioni effettuate confortanti rispetto a quello che è la media degli altri anni, però ci rendiamo anche conto che questi sono anni nei quali la gente prenota veramente all'ultimo secondo, no? All'ultimo minuto, per cui, ripeto, la sensazione che luglio, agosto e settembre saranno, non dico in linea col 2019, ma comunque poco sotto, la percezione è abbastanza forte. Conseguentemente sarà la stagione della ripartenza, perché l'anno scorso, come ben sapete, abbiamo lavorato a mezza forza. Quest'anno io credo che alla fine, dovendo fare una previsione un po' con la sfera di cristallo, ma insomma un 80% di quello che è i fatturati, perché poi a me delle presenze frega abbastanza poco, e dei fatturati del 2019 dovremo conseguirli, quindi diciamo che il settore, per quel che riguarda il balneare e il lacuale, si rimette in marcia. Altro discorso sono le città d'arte, invece quelle purtroppo scollineranno il 2021 e l'anno loro sarà il 2022, l'anno della ripartenza, anche perché se non ci sono i voli a Venezia non si va, se non ci sono i voli a Verona non si va, e conseguentemente a cascata tutte le altre. È chiaro, anche perché è soprattutto un turismo intercontinentale, no? Quello che fa il grosso delle presenze nelle città d'arte della nostra regione, e ancora, insomma, in questo senso purtroppo la situazione è molto lontana dalla normalità pre-Covid. Bertolini, con lei passiamo sul litorale di Cavallino Tre Porti per parlare soprattutto di un settore, diciamo, di nicchia del nostro turismo, che è quello del plein air, del turismo all'aria aperta, che vede però in Cavallino Tre Porti una delle località più importanti, non solo a livello nazionale ma a livello europeo, proprio per quanto riguarda i campeggi, e che forse grazie diciamo, a causa del Covid sta conoscendo anche un nuovo impulso, no? Questo tipo di vacanza più open air, diciamo, più all'aria aperta. Come sta andando? Sì, il nostro, come giustamente ha detto lei, è un prodotto turistico particolare. Noi siamo definiti la capitale europea del turismo all'aria aperta, e proprio Pentecoste, questo periodo particolare che magari a noi italiani dice poco, a parte un paio di fine settimana un po' lunghi, significa invece per i tedeschi è l'esatto corrispondente del nostro Ferragosto. L'anno scorso eravamo, maggior parte, quasi tutte le strutture erano chiuse, perché senza dover ritornare a pensare a com'è andata, concentrandoci sull'anno in corso, devo dire che siamo soddisfatti, siamo contenti, perché come diceva giustamente prima Micheli, avevamo parecchie indecisioni, non avevamo delle certezze, però
dopo, proprio all'ultimo, è tipico del nostro prodotto che i vacanzieri possono decidere anche all'ultimo di partire. Direi che la Pentecoste, ormai stiamo quasi tirando le somme perché con oggi si chiude, è andata bene. Noi abbiamo lavorato con un calo di presenze rapportandoci alla Pentecoste del 2018, che è paragonabile per data a quella di quest'anno, circa un 20-25% in meno, che ci sta, e noi siamo assolutamente soddisfatti e contenti, ma poi abbiamo visto proprio e abbiamo misurato la volontà dei vacanzieri di tornare a trovarci non solo noi, ma di venire proprio su tutta la costa veneta. C'è questa voglia proprio di vacanza, e di vacanza italiana, di vacanza veneta. La nostra regione è in pole position per tutta una serie di motivi, e io credo che i turisti centroeuropei, che sono un po' lo zoccolo duro nostro, hanno apprezzato molto quello che è stato fatto in termini di protocolli di sicurezza, e anche i numeri che in termini di discesa repentina di Covid, proprio per tutto quello che è stato fatto, è stato un bel incoraggiamento, e vediamo che gli equipaggi, le famiglie arrivano rilassate e sicure di poter fare una vacanza tranquilla. Chiaramente noi non abbasseremo la guardia, stiamo attenti a quelle 3 regole fondamentali che da lunedì torneranno in vigore, e tante altre invece regole e limitazioni verranno meno. Ma è importante comunque non abbassare la guardia, tenere d'occhio, stare attenti agli assembramenti e fare in modo che le famiglie possano godere la loro vacanza in assoluta sicurezza. Direi che Cavallino Treporti ha forse anche questa fortuna che in tempi di Covid chiaramente la vita all'aria aperta è un modello di vita e un modo per passare le vacanze senz'altro sicuro e tranquillo, ma direi che assolutamente tutta la costa veneta si è attrezzata e sta lavorando bene, confermando per l'ennesima volta di essere veramente all'avanguardia su tante cose, compreso questo del rispetto dei protocolli. Ecco, sicuramente. A proposito di sicurezza, Micheli, queste sono giornate molto importanti per gli operatori del turismo, perché proprio venerdì si è aperta la possibilità di avere una corsia diciamo privilegiata nella vaccinazione per tutti coloro che lavorano nel settore turistico della nostra regione. Come sta andando? Abbiamo sentito dai numeri diffusi ieri dal Presidente della Regione Zaia che l'adesione è stata davvero massiccia tra i giovani appunto che lavorano nel settore del turismo in questo momento, diciamo soprattutto per quelli che lavorano nelle aree balneari del litorale veneziano e del Garda. Ma vede, per noi è fondamentale dare la sensazione a chi viene nelle nostre strutture, siano villaggi turistici, siano appartamenti, siano gli alberghi, che la situazione controllo Covid è coperta. Altra cosa molto importante è, secondo me, che tutti quelli che sono venuti ritornano a casa dicendo: tranquilli ragazzi, si va negli alberghi, si va nei villaggi, vabbè, ci sono le mascherine, però la vita è quella di sempre, e questo è il portato che queste persone recheranno nei loro paesi di provenienza per quel che riguarda gli stranieri, nel resto d'Italia per gli italiani, per cui molta gente secondo me verrà anche incentivata a prenotare e a venire rassicurata dal fatto che non è che in albergo giri con lo scafandro e che va in spiaggia vestito con la tuta NBC. Ecco, questo è molto importante. Noi stiamo attuando i protocolli per i massimi, devo dire, e sono molto soddisfatto della risposta di tutti gli operatori, che già c'era stata peraltro l'anno scorso. Quest'anno sono ancora più consolidate ovviamente le procedure, avendo fatto l'esperienza dell'anno scorso, e mi sento di dire che tranne piccolissimi disagi che sono facilmente intuibili, cioè il distanziamento quando si possono creare delle potenziali code, le distanze maggiorate che sono in piscina piuttosto che in spiaggia, eccetera. Guardi, alla fine quasi i turisti, anzi senza quasi, i turisti apprezzano anche queste misure, perché riescono a ricavarsi degli spazi personali più ampi rispetto a quelli che avevano nel 2019. La vaccinazione è una cosa fondamentale, di questo ringrazio ancora il Presidente Zaia, col quale abbiamo incominciato a discutere di questa cosa sul finire dell'anno scorso,
e sembrava un'eresia chiederla, perché era il periodo nel quale le dosi di vaccini arrivavano con contagocce e soprattutto c'erano da vaccinare tutti i fragili, tutti gli ultraottantenni, tutte quelle categorie di persone che era essenziale venissero vaccinate per prime. Adesso si è aperta la vaccinazione a tutti, dodicenni compresi, eccetera, per cui il fatto di poter vaccinare non tanto in via privilegiata come fosse un riconoscimento, ma il poter vaccinare tutti i nostri collaboratori ci consentirà nel giro dei pochi giorni necessari appunto a vaccinare di poter uscire con il Climb. Venite in vacanza nelle nostre località e troverete gli alberghi covid free, fra virgolette, ovviamente con tutto il personale e tutti i collaboratori vaccinati. Auspico che venga rapidamente estesa anche al comparto della ristorazione e al comparto dei negozi, perché è fondamentale dare l'idea di una località covid free più che di una singola struttura. A me poco interessa avere vaccinati tutti e potermi dichiarare l'albergo covid free, devo avere la località covid free. Il turismo è un qualcosa in cui tutto si tiene, in cui tutto è intercorrelato, per cui è importante che esca l'immagine località covid free, spiagge covid free, montagne covid free, terme, eccetera, eccetera. Sicuramente è una, diciamo, come dire, un biglietto da visita che può dare quella marcia in più, no, in questa stagione 2021 a tutte le nostre località. Bertolini, per quanto riguarda i campeggi, naturalmente anche il vostro personale è coinvolto in questa campagna vaccinale. Sappiamo che molti sono anche i giovani, quindi quelli che fino alla settimana scorsa non avevano potuto avere accesso, no, per la fascia d'età giovanile agli slot vaccinali. Sì, come diceva Marco, questo è lo spartiacque decisivo, perché comunque gli ospiti quando ci chiamano ci chiedono queste cose, ma cosa state facendo in termini di sicurezza, perché chiaramente il nostro personale viene a contatto con gli ospiti, che sia all'entrata, che sia all'ufficio cassa, piuttosto che tutto il personale addetto al campo, vengono necessariamente a contatto con gli ospiti, e quindi una garanzia per loro, quindi i nostri collaboratori, e una garanzia per gli ospiti è importante riuscire ad averla e a darla. Abbiamo iniziato anche noi, i primi ragazzi sono andati a vaccinarsi all'hub di Jesolo e abbiamo avuto un riscontro ottimo sia in termini di organizzazione, la possibilità poi anche di vaccinarsi in tornata unica, quindi con vaccini ad unica dose. E anche questo è fondamentale ed importante, e direi che decisamente anche qui la Regione Veneto ha fatto la differenza. I ragazzi sono tornati da noi dopo la vaccinazione assolutamente contenti, e noi auspichiamo e speriamo di riuscire a fare con tutti, proprio con tutta la Costa Veneta che riesca a sistemarsi, a vaccinarsi, a dare piena garanzia di un personale che si muove in assoluta certezza di aver rispettato, ripeto, i protocolli, ma anche di essere vaccinata, e quindi un passo ulteriore avanti verso questo Corona Pass che ci auspichiamo, critiche sì, critiche no, che però potrà essere una garanzia un pochino per tutti, al di là, diciamo, delle problematiche che ci sono, per l'amor del cielo, con la privacy, con tutte queste cose qui, però è senza dubbio un aiuto che ci dà, in particolar modo agli ospiti potenziali per le città d'arte, che giustamente, come diceva prima Marco, stanno soffrendo più senz'altro del nostro comparto, e quindi c'è bisogno in particolar modo in quel prodotto turistico di intervenire in modo importante. Quindi più persone riusciamo a vaccinare, più persone si saranno vaccinate e prima riusciremo a tornare alla normalità. Ripeto, adesso non festeggiamo completamente, però mantenendo ripeto per l'ennesima volta, le 3 regole base, io sono convinto che riusciremo ad avere una stagione più che buona, direi anche ottima. Eravamo partiti un pochino con qualche perplessità, con qualche problema, ma adesso ci stiamo incoraggiando, siamo rinforzati, ma proprio anche dall'ottimismo che ci viene dato dai nostri ospiti. Loro arrivano veramente. Peccato che non ci si possa abbracciare, vi dico veramente, perché è quasi commovente vedere il desiderio, la passione, questi ragazzini poverini grigi in viso perché hanno passato un'invernata a casa
e scendono da sta macchina, guardano il sole come così fosse un qualcosa di sconosciuto, e questo siamo veramente contenti e felici di poter dare qualche momento di serenità a queste famiglie che hanno obiettivamente sofferto per una gran parte dell'anno. E come tutti noi naturalmente la voglia di ritornare a potersi godere insomma le vacanze con un po' più di tranquillità ovviamente è grandissima. Un'ultima domanda volevo fare, Michielli, proprio flash, relativamente alla manodopera, insomma ai collaboratori. Pare che ci siano insomma parecchie difficoltà in diverse strutture a trovare collaboratori per questa stagione. È davvero così? Ci sono difficoltà in tutte le strutture ed è una problematica allargata a tutti i settori, quindi non sono solo gli alberghi, sono i villaggi, sono i ristoranti, sono i negozi, tutti. Ora è un discorso che richiederebbe 2 ore di tempo e sicuramente non ci sono. Allora il tema è un trend che vediamo, un trend negativo che vediamo procedere da 10 anni e incattivirsi ogni anno di più. Il Covid ha scatenato ulteriormente questa cosa e in questa fase purtroppo non c'è proprio domanda da parte di persone che abbiano un minimo di esperienza ovviamente in questo settore. Molti dei nostri collaboratori, parlo soprattutto per gli alberghi annuali ma anche per gli stagionali, visto come è andato l'anno scorso, si sono trovati un altro impiego, l'industria veneta assorbe ancora, per cui per noi è un peccato, perché professionalità formate e preparate per anni nel nostro settore sono andate a fare lavori completamente diversi e ben difficilmente ritorneranno indietro. Mi lascia aggiungere il fatto che abbiamo il grave sospetto che questo famoso bonus di 1.600 euro, che doveva inizialmente essere destinato ai soli collaboratori che l'anno scorso avevano perso la stagione sostanzialmente e che era sacrosanto perché poveri anche loro avevano diritto a questo tipo di ristori, è uscito combinato in un modo per cui chi non è assunto fino al 31 di luglio di quest'anno può godere di questi 1.600 euro. Allora i ragazzi molti stanno a casa perché dicono: io sto a casa, vado in spiaggia, piglio 1.600 euro, sono 800 al mese diciamo fra giugno e luglio, e poi mi cercherò un lavoro dal 31 di luglio. Provvedimento disgraziato, lasciatemelo dire, e lo verificheremo al 1 di agosto, perché se al 1 di agosto arriveranno una valanga di richieste di posti di lavoro avremo la prova provata che il governo ha decisamente cannato nella costruzione di questo tipo di provvedimento. Lo vedremo allora al 1 agosto, vedremo se così sarà, anche se ovviamente poi la stagione sarà già nel culmine, quindi sicuramente saranno state trovate, immagino, soluzioni diverse. Io vi ringrazio allora per essere stati con noi, grazie a Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto, e grazie ancora a Paolo Bertolini, presidente del Consorzio di Promozione Turistica di Cavallino Treporti. Buona giornata e buona domenica. Grazie anche a voi. Grazie. Allora noi ora diamo la linea alla regia per la pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda il sistema di trasporto pubblico locale veneziano, perché c'è una nota di ACTV che informa, la leggiamo insieme, che dalla mezzanotte di oggi la percentuale di massimo riempimento per le unità navali, gli autobus e di tram in servizio di trasporto pubblico nel veneziano appunto è riportata all'80% del dato di capacità riportato dall'omologazione dei mezzi. È questo quindi l'annuncio dell'azienda di trasporto pubblico veneziana sulla base del decreto del governo e alla luce dei ripetuti episodi di aggressioni ai marittimi che si sono verificate nei giorni scorsi, ieri in particolare, proprio a causa dei passeggeri lasciati a terra e anche a causa dei primi afflussi turistici.
turistici. L'azienda di trasporto veneziana sottolinea che restano confermate tutte le altre misure naturalmente volte alla salvaguardia della salute dei passeggeri, e quindi l'obbligo della mascherina, il gel sanificante a bordo e il divieto di salire dalla porta anteriore degli autobus. Questa quindi è una notizia sicuramente importante per quanto riguarda tutti coloro che utilizzano il sistema di trasporto pubblico nel veneziano, in particolare quello acqueo, perché come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi nei nostri TG ci sono stati davvero molti episodi di grande criticità nell'ultima settimana. Ora parliamo di un'altra questione, una questione sicuramente di grande interesse per tutte le famiglie, ed è l'assegno unico per i figli del 2021, perché è notizia proprio di questi giorni che c'è il via libera da parte del governo a partire da luglio per la cosiddetta norma ponte, relativa quindi all'agevolazione riservata alle famiglie con figli, con un importo che verrà definito in base all'ISEE della famiglia e in base naturalmente al numero dei figli. Provvedimento ponte che però per il momento riguarda diciamo una categoria più ristretta di persone rispetto a quella ipotizzata in un primo momento, che partirà invece da gennaio. Per parlare di questo abbiamo in collegamento, e lo ringrazio, Adriano Bordignon, direttore del Centro per la Famiglia di Treviso. Buongiorno Bordignon. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, un provvedimento tanto atteso, diciamo monco, nel senso che è limitato per il momento, per questi primi mesi, cioè da luglio sino a dicembre, solo ad alcune categorie, quindi ai disoccupati e ai lavoratori autonomi, giusto? Coloro quindi che al momento non usufruiscono degli assegni familiari. È proprio così, questa è una misura ponte che ci porta dal 1° luglio al 31 di dicembre e appunto è una misura ponte su quella che si chiama come misura più generale assegno unico universale. In questo momento indubbiamente, come sottolineava lei, ha poco di unico e poco di universale perché è una situazione transitoria. Ci sono questi 3 miliardi che erano stati stanziati e che sono disponibili e spendibili, investibili in questi mesi che mancano a fine anno. I tempi erano assai stretti per la gestione organizzativa di questo tipo di misura, e fare accorpare le 6 diverse misure previste dalla legge in un'unica misura a metà anno era assai complicato. In questo senso reputiamo che sia stato fatto un lavoro discreto per quanto era necessario e improrogabile oggi, ma c'è ancora molto da fare per portare questa misura a diventare un assegno unico universale. Ecco, quindi diciamo al momento le famiglie che ne potranno usufruire sono un numero sostanzialmente limitato, lavoratori autonomi dicevamo e disoccupati, ma c'è già chiarezza su cosa debbano fare queste famiglie, perché insomma fino all'altro giorno non si sapeva nemmeno bene a chi dovessero rivolgersi queste famiglie. Insomma il 1° luglio non è che manca molto. Mancano 25 giorni e si sa qualcosa in più, non tutto quanto, ma si sa qualcosa in più. Allora indubbiamente è un passaggio epocale perché c'è una misura di riconoscimento dell'importanza che hanno i genitori nell'educare i figli, quindi un riconoscimento dell'investimento per educare i figli che per la prima volta viene data ai figli di disoccupati, incapienti e liberi professionisti. I figli dei dipendenti avranno una piccola ricaduta, dopo eventualmente la spiegheremo, ma molto più esigua e meno significativa. Quello che oggi sappiamo è che dal 1° luglio finalmente questa misura parte e c'era questo rischio che non ci fosse questa partenza. Sappiamo che nelle prossime settimane, entro il 30 di giugno, avremo delle indicazioni specifiche su come iscriversi per poter ricevere l'assegno unico presso i patronati o presso INPS. Sappiamo anche che per i figli dei disoccupati, incapienti e liberi professionisti sarà necessario presentare l'ISEE, quindi in questo senso invitiamo tutti quanti a provvedere in forma autonoma sul sito di INPS o a provvedere con i patronati per realizzare
l'ISEE al più presto. Sappiamo anche che questa misura diventerà significativa e potrà essere richiesta con esito retroattivo, quindi con l'efficacia dal 1 luglio fino al 30 di settembre. Quindi esortiamo a darsi da fare per tempo a tutte le famiglie affinché si muovano così. Quindi allora chiariamo questo: chi anche non dovesse essere in grado di avere in mano l'ISEE entro il 30 di giugno, perché per qualsiasi ragione, insomma sappiamo anche che i patronati sono sovraccarichi di lavoro, proprio per questa ragione dovesse slittare anche di qualche settimana, comunque non perde l'assegno, in quanto è retroattivo dal 1 luglio, anche se magari la domanda verrà accolta in agosto. È proprio così, la cosa necessaria è provvedere fin da subito per avvantaggiarsi e per evitare, diremmo, i crash di sistema che siamo soliti verificare, avere tutti quanti per esempio l'identità digitale, lo SPID, e quindi attivare tutte le risorse possibili per partire fin da subito. Poi se si ritarderà di qualche settimana il tempo è fino al 30 settembre, quindi ci sono gli spazi opportuni per avere questa risorsa fin da subito. Perché lo SPID, lo ricordiamo, serve per fare che cosa? Per poter accedere al sito dell'INPS, quindi per la domanda? Sì, per gestire tutte le pratiche al sito INPS, in particolare in questo caso la pratica attuale. E quindi chi già lo utilizza per altre misure dovrebbe averlo, ma insomma è importante attivarlo al più presto, tenendo conto che nel frattempo poi tutte le detrazioni e tutte le altre misure fiscali a vantaggio della famiglia fino al 31/12 permarranno. Quindi fino al 31 siamo certi che nessuna famiglia ci perderà, poi sarà necessario fare un passaggio ulteriore. Perché c'è anche il rischio che qualcuno ci perda qualcosa? Certo, l'ufficio parlamentare di bilancio ha presentato i conti ancora mesi fa, settimane fa, per questa misura che ha trovato la piena convergenza di tutte le forze parlamentari, quindi ha, diremo, un significativo appoggio politico trasversale, e ha misurato che mancano delle risorse. Quello che noi come associazioni familiari chiediamo è che questo è un passaggio epocale, venga fatto con cura, con perizia, rendendolo straordinario, rendendolo un cambio di paradigma, come dice Draghi. E quindi per far questo servono 5-6 miliardi di euro che devono essere messi in campo affinché nessuna famiglia ci perda e ci sia un vero cambiamento di paradigma. Ecco, lei parlava prima, Bordignon, di una differenza, no, tra lavoratori autonomi, disoccupati e incapienti, che abbiamo detto insomma cominceranno prima a percepire questo assegno, cioè dal 1 di luglio, e i lavoratori dipendenti, insomma gli altri lavoratori. Nel dettaglio qual è la differenza sostanziale ora? Allora, la differenza è che dal 1 di luglio per ogni figlio, secondo alcune scale ISEE che sono facilmente trovabili nella rete e si troveranno anche nel sito INPS, si possono avere fino a 167 euro al mese per ogni figlio, che vengono maggiorati per i figli oltre il secondo, quindi dal terzo in poi, e per i figli disabili. Mentre per quanto riguarda i figli delle persone dipendenti che già hanno tutte le detrazioni e hanno l'assegno nazionale per il nucleo familiare, ci sarà un incremento che va da 37 a 70 euro per figlio a seconda dei livelli di reddito. Quindi, permanendo tutte quante le situazioni vigenti, per i dipendenti c'è questo lieve incremento e da gennaio ci sarà un accorpamento di tutte le 5-6 misure esistenti per renderlo più poderoso. Certo è che ci sono dei limiti, nel senso che le risorse sono insufficienti, c'è una progressività eccessiva che rischia anche di andare a premiare l'evasione fiscale, e quindi noi suggeriamo, proponiamo ufficialmente già da tempo, di rendere minore questa progressività, di rendere più corposo, più ponderose le risorse e poi di avvicinarsi di più agli standard degli altri paesi europei che hanno beneficiato degli effetti dell'assegno unico, non solo sulla gestione familiare, ma su quello che è il grande problema italiano, che è il crollo demografico che affossa il nostro paese. Ecco, sicuramente, e se ne è parlato molto proprio nelle ultime settimane. Ricordiamo anche le parole del Pontefice, no, proprio su questa questione del calo demografico del nostro paese. Il gap che c'è tra l'Italia e il resto dell'Europa è così effettivamente così grande, secondo voi, Bordignon, e ci sono dei margini ulteriori per
poter, come dire, incentivare le famiglie, i giovani a fare dei figli? Il gap rispetto al resto dell'Europa è enorme. Paesi che 10 anni fa erano con tassi di natalità inferiori all'Italia ci hanno largamente superati, e faccio riferimento alla Germania, ma anche paesi del centro Europa e dell'est Europa e del nord Europa hanno dei tassi indubbiamente più elevati. Abbiamo convocato 10 giorni fa gli Stati Generali della Natalità, dove ha partecipato il Premier, Papa Francesco, il Presidente di Istat, e sembra, secondo alcuni calcoli, che aumentando di 0,8 punti % i nati nei prossimi 10 anni potremmo ridare fiato a questo nostro Paese. Per far questo servono misure tipo l'assegno unico, serve una riforma fiscale che non sia più ingiusta verso le famiglie e che rispetti la progressività sul livello dei redditi e sui carichi familiari, e serve incrementare il livello dei servizi per la conciliazione tra famiglia e lavoro e servizi territoriali. Abbiamo il Recovery Plan e questa è l'opportunità della vita per l'Italia e per i nostri territori, anche perché la politica sia a livello nazionale sia a livello territoriale sembra unita su questo. Vorrei ricordare tutti i sindaci, gli assessori e le persone che hanno accompagnato negli ultimi 2 anni il processo culturale verso l'assegno unico. Quindi c'è un'unità unica nella storia del Paese. Ecco, secondo voi che cosa di più si potrebbe fare rispetto a quanto è stato fatto fino a questo momento? Ci sono 2 nodi sulla questione dei servizi e della vita ordinaria di questo Paese che sono nodi nevralgici. Uno è il tema delle donne e uno è il tema dei giovani. Indubbiamente noi abbiamo un numero di giovani che sono costretti indotti a lasciare il Paese troppo elevato. Non è una questione di libera scelta, ma l'attrattività e la possibilità di restare in Italia in modo adeguato e appropriato e dignitoso e programmare una vita è assai complessa. Dobbiamo ridare ai giovani la possibilità di progettare la loro vita in autonomia rispetto ai loro genitori e alle loro famiglie d'origine. Da questo poi dovrebbe scaturire, ci dicono gli studi, anche un tasso di natalità più elevato. E poi c'è il tema della donna e del lavoro femminile. Assistiamo con sgomento a troppe volte a donne che continuano a essere costrette a scegliere tra lavoro e famiglia, tra lavoro e accudimento. Allora qui ci sono 2 passaggi importanti. Il primo è che l'accudimento e la cura non è una cosa di solo appannaggio femminile, l'altra cosa è che il mondo del lavoro non può continuare ad essere respingente verso le donne, tenendole ai margini e dando dei livelli salariali differenti ai colleghi maschili, insomma. Quindi ci sono tanto lavoro su questi 2 settori da mettere in campo. E anche in questo il nostro Paese è ampiamente indietro rispetto agli altri Paesi europei. È proprio così, c'è un gender pay gap, quindi una differenza di reddito rispetto al resto d'Europa assai rilevante. Le donne occupano ancora poco i posti apicali nelle strutture organizzative, sia pubbliche che private, e troppo spesso, per esempio, le donne hanno contratti di lavoro part-time non scelti, quindi non scelti liberamente ma imposti, e quindi questo è un lavoro molto importante, ma il Next Generation EU dovrebbe avere proprio in queste 2 colonne 2 settori importanti nei quali lavorare. E lo speriamo tutti. Un'ultima domanda proprio rapidissima, Bordignon, l'età, il limite d'età, perché si era detto 21, poi sembra 18, il limite definitivo, diciamo, per poter godere dell'assegno unico per i figli, l'età del figlio? Allora, la misura ponte prevede l'assegno per i figli fino ai 18 anni. La misura, come dovrebbe partire da gennaio, lo prevederebbe fino ai 21 anni, però con la prospettiva di agganciare dei vagoni a questo trenino, quindi dare strumenti a questi giovani tra i 21 e i 24-25 anni, strumenti per l'autonomizzazione. Queste sono le proposte sul tavolo e sulle quali si lavora. Quindi dai 21 ai 24 non dare soldi al nucleo familiare per il mantenimento dei figli, ma dare risorse ai giovani per favorire la loro autonomizzazione e responsabilizzazione, perché abbiamo tanti giovani anche che vivono nelle famiglie
perché le economie lo inducono. E anche qui la differenza tra il nostro paese e il resto dell'Europa è abissale, no? I famosi ragazzi italiani che rimangono a vivere con la famiglia fino ai 35 e talvolta anche oltre anni d'età. Bordignon, io la ringrazio per essere stato con noi, per il contributo che ci ha dato nel fare chiarezza su questo provvedimento sicuramente molto atteso da tutte le famiglie. Buona giornata e buon lavoro ad Adriano Bordignon, direttore del Centro della Famiglia di Treviso. Grazie. Un saluto. Allora noi abbiamo ancora alcuni aggiornamenti di cronaca da darvi prima di chiudere questa prima edizione dei nostri telegiornali, e una riguarda purtroppo un incidente mortale che si è verificato nella notte in provincia di Treviso, in località San Fior. Un uomo di 51 anni, mentre procedeva a piedi lungo la Pontebana per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è stato investito da una vettura condotta da un 53enne che dopo l'investimento non si è fermato e se n'è andato. L'uomo è stato successivamente rintracciato dai carabinieri di Conegliano, che l'hanno arrestato e posto agli arresti domiciliari. Anche su questo naturalmente tutti i dettagli nel corso della nostra edizione trevigiana dei TG in onda a partire dalle 19:30. Ed è tutto per ora. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci e buon proseguimento con i nostri programmi. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in calo, sarà una giornata con qualche precipitazione associata anche ad un certo ridimensionamento delle temperature. Il dettaglio di domenica 6 giugno. Sul Veneto cielo generalmente nuvoloso, anche se sarà possibile a tratti qualche schiarita. Probabile poi invece qualche fase di temporali a carattere sparso a partire dalle zone più interne, in particolare nella seconda parte della giornata. Temperature in lieve calo, minime tra 15 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra i 22 e i 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, poche novità, tempo perturbato anche qui con qualche pioggia alternata a momenti più asciutti. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime sui 21-24 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui condizioni instabili con rovesci, localmente anche di forte intensità. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 24 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.